Una gara tutta in salita per la Castrum Favara che, disputando un primo tempo sicuramente al di sotto delle sue potenzialità, ha subito l'intraprendenza della Nissa e, complice qualche errore di troppo, si è trovata dopo 35 minuti al di sotto di 2 reti. Un approccio sbagliato con la gara ammesso anche dal tecnico favarese Pietro Infantino, che ha comunque avuto la forza e le parole giuste per caricare i suoi ragazzi, che sono usciti dallo spogliatoio dopo la pausa del primo tempo con la giusta mentalità, mettendo in campo grinta e spirito diverso, grazie ai quali sono riusciti a riequilibrare il risultato. Alla fine la parità ci sembra giusta per quello che le due squadre hanno espresso. La Nissa si è confermata un'ottima compagine, soprattutto in trasferta, ed il Favara ha dimostrato di avere testa e determinazione e di non abbattersi anche dopo un pesante 2-0. La Nissa ha sfruttato appieno gli errori del Favara, al 10° si porta in vantaggio dopo una indecisione in aria dei difensori giallo-blu. Maltese mette in rete scavalcando con un pallonetto scuffia. La Nissa sembra la padrona del campo e prima del riposo raddoppia. Vaccaro a terra in area Bollino, calcio di rigore che lo stesso trasforma. Nella ripresa la Castrum Favara è un'altra squadra, presta l'avversario, ad accorciare le distanze ci pensa Mudasiru, il cui tiro dal limite assume uno strano rimbalzo che scavalca l'estremo difensore nisseno e termina in rete. Il gol infiamma la tribuna e motiva di più i ragazzi di mister Infantino, che sono anche avvantaggiati dall'espulsione al 75° di Semenzin. Il pareggio arriva con Baglione, il migliore in campo assieme a Palermo e De Minni, che all'87° su cross dalla sinistra batte Elizai per il 2-0 finale. Ma ecco le interviste. Dal secondo tempo credo che è quella la squadra che vogliamo tutti. Credo che hanno fatto una partita, un secondo tempo importante contro una squadra forte, allenata bene, però abbiamo messo forse qualcosina in più rispetto al primo tempo. Poi, se devo parlare della gara, io credo che devo fare un mea culpa, credo che i ragazzi non c'entrano nulla, credo che la preparazione alla partita forse è stata molto stressante, nel senso che abbiamo alzato l'asticella, abbiamo messo un po' di tensione, di ansia di questa partita sentita. Questi ragazzi hanno bisogno di serenità, di tranquillità, di divertimento. Credo che loro hanno fatto sempre partite strepitose, sempre con quella comunicazione, con quella gestione. Forse ho sbagliato qualcosa io nella preparazione alla gara. I ragazzi credo che avevano mente oscurata, gambe lente, molta tensione, volevano regalare questa vittoria ai nostri tifosi. Sicuramente tra il primo e il secondo tempo ho detto le parole giuste e credo che c'è stata il Castrum Favara quello che piace a tutti noi. Analizziamo allora la partita, questo primo tempo un po' insomma un Favara che non si vedeva, che non riusciva a uscire, e una Nissa che insomma l'ha fatta soffrire. Ma la Nissa ha giocatori importanti, ha un allenatore importante, non puoi dare tutte queste possibilità, ma le azioni che ha fatto la Nissa sono tutti errori nostri di gestione della palla, di questa ansia che aveva. Senza nulla togliere a Favara, al quale faccio complimenti per il temperamento e l'aggressività che ha messo in tutto l'arco della gara. Credo che ne fa male non vincere, non portare a casa i 3 punti in questa giornata, anche perché abbiamo pareggiato una partita dove abbiamo preso un gol fortuito sul rimpallo ai 15 metri, che forse è la prima volta che lo vedo da quando alleno, da quando gioco a calcio, con poche sofferenze tattiche, senza aver subito mai un tiro pericoloso da parte degli avversari. Però ti ripeto, il calcio è questo, piuttosto che guardare gli errori degli altri, perché sull'espulsione di Semenzin c'è un chiaro errore dell'assistente di linea. Dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo capire che certe sciocchezze non si fanno, ed è la terza volta che si ripete
che finiamo in 10 la partita fuori dalle mura amiche, e quindi dobbiamo pensare a togliere questi errori che facciamo sistematicamente. Sicuramente siamo scesi un po' molli, l'atteggiamento non era secondo me quello giusto, poi sicuramente in settimana andremo ad analizzare con il mister gli errori, però devo dire che comunque la squadra ha avuto una reazione importante, non era facile comunque contro una grande squadra andare a ribaltare il risultato e poi diciamo ottenere comunque un punto importante. Secondo tempo, infatti, poi siete riusciti a ristabilire l'equilibrio con un Baglione, dobbiamo dire, superbo. Sì, vabbè, io penso che l'atteggiamento poi è cambiato da parte di tutta la squadra e se giriamo tutti sicuramente io sono più avvantaggiato come del resto i miei compagni, quindi penso che il secondo tempo dobbiamo ripartire dal secondo tempo, dall'atteggiamento che abbiamo avuto nel secondo tempo e penso che possiamo fare grandi cose. Sì, come l'avevo detto sabato ieri, diciamo, quella partita era veramente sentito, poi all'inizio eravamo un pochino mentalmente un pochino leggeri, meno il fatto che poi al secondo tempo il mister a rialzare la testa a tutti, perché noi quando ci alleniamo prima il mentale per poter recuperare questo tipo di partite fino alla fine e lottare. E infatti il secondo tempo da ambo le parti si è vista una partita più veloce, più giocata, con più occasioni. Sì, perché siamo entrati convinti e sapevamo che se alzavamo il livello del gioco e arrivavamo prima pure su tutti i palloni, lottavamo e potevamo riprendere la partita, e è quello che è stato. E che abbiamo sofferto un po' il loro palleggio, la mia impressione è questa, quindi eravamo un po' contratti e non riuscivamo a uscire con la palla a piedi. Ho detto sempre che questa squadra, se gioca con palle lunghe, difficilmente riesce a dare meglio di sé, ma quando fa fraseggio e sa fare bene il nostro centrocampo possiamo diventare pericolosi.